Buonasera, bentrovati, buon lunedì. Avete già visto praticamente nella prima immagine quello che è il parterre di questa sera, ci siamo tutti. Possono cambiare canale. No, assolutamente. Ora possono cambiare. Avete già sentito Angelo Patanè, avete già visto Giulia. Adesso Giulia già posso restare. Ci arriviamo. Emozione d'ordi. Allora, permettetemi intanto di ringraziare Angelo Micale che torna. L'unico motivo per cui vedere questa trasmissione. Posso dire che ieri l'ho pensato tanto. No, ora e poi e ti stasera è qui. Ieri l'ho pensato tanto. Posso salutare? Buonasera. Finalmente Patanè ci dà la facoltà. possibilità. Avete sentito Patanè, è inutile voglio dire ormai presentarlo perché tanto se... Oggi mi hai costretto a indossare la giacca nonostante Ti ho ancora costretto, le caldane dopo la partita di ieri, le poi vediamo. vampate di calore. Alessandro, buonasera anche a te. Ben trovati. Abbiamo già visto e salutato comunque Giulia, Sì. Grazie a te Giulia, hai delle segnalazioni da fare come sempre? Sì, saluto a tutti voi che ci seguite da casa e vi ricordo come ogni lunedì il nostro numero per interagire con noi 342 771 2855. Benissimo, questo è il numero per i WhatsApp, ce ne sono già tantissimi. Come facciamo sempre, come consuetudine, vediamo la copertina, una copertina particolare, quella di questa settimana, il montaggio è di Ottavio Longo e rivediamo alcuni dei momenti salienti della partita di ieri. È la serata dell'amore, è la serata dei sentimenti, è la serata di chi ama brucia e di chi ama segna. Con i 3 punti oggi il Catania si avvicinerebbe tantissimo alle posizioni di vertice. L'arbitro della partita, il signor Pezzopane dell'Aquila, Pistarelli e Scardovi, il primo di Fermo e il secondo di Imola, sono il primo e il secondo assistente Vingo di Pisa e il quarto ufficiale parte proprio in questo istante. Guadagna una palla all'interno per la possibilità E Lunetta, grande Lunetta, grandissima riaggressione del Catania nella tre quarti, sì, nella tre quarti del Monopoli, è stata una riaggressione ferocissima. La palla è arrivata a Di Gennaro, ha messo una palla veramente tesissima, è arrivato con i tempi giusti come una saetta Lunetta. Posizione regolare, il colpo di destra a mettere in movimento all'interno, non è possibile che L'inglese l'ha presa di tacco, l'ha presa di tacco, Angelo. Oh. Nel frattempo la traversa, Mamma mia Bruschi, alla ragazzi, botta di Bruschi, mamma mia Bruschi, che aveva cosa ha fatto? inquadrato. Lo batte, il nuovo entrato direttamente sulle braccia di Adamonis che si accartoccia sul pallone. È il suo territorio. Se finisce la partita, il Catania vince di giustezza. Allora, abbiamo rivisto la partita. Agonistica, non capisco granché. Quando sono in tranza agonistica, però ieri avevo in mente tante parole di Micale, perché da questo anziano signore ho imparato tantissime cose. Una di quelle è che a volte ad essere tifosi si vedono sotto un prisma diverso determinate emozioni, vinci va tutto bene, perdi va tutto male, invece bisogna avere pazienza, bisogna aspettare il momento giusto e poi non bisogna sbagliare il momento. Ieri sentivo quelle parole rimbombare nella mia mente quando Micale mi bacchettava ripetutamente, perché a volte avevo l'animo del tifoso più che quello del cronista, e proprio iniziato la partita raccontando che per me quella di ieri era un crocevia, ma era quello dei sentimenti, quello della passione e quello di chi ama brucia, e il Catania ha bruciato la prima in classifica. Prima di sentire Angelo Micale c'è un messaggio che è appena arrivato. Buonasera, si scrive direttore Micale, si legge storia del calcio Catania. È vero. Chapeau.
Mi sento sempre più anziano. No, a parte questo, no, volevo semplicemente dire che intanto volevo ringraziare l'allenatore del Monopoli per aver schierato Bruschi soltanto nel secondo Meno tempo, male. perché l'elemento più pericoloso lui l'ha tenuto in panchina. Posso provare a dare una chiave di lettura? Sì, probabilmente c'era una motivazione tattica. Neanche tanto, credo un discorso di gestione dell'avvicinamento alla partita. Ricordati che il Monopoli ha giocato giovedì sera certo. rispetto al Catania, quindi meno tempo in recupero, e Bruschi poteva dare a Colombo in quei 25 minuti delle situazioni diverse per la sua freschezza, ma soprattutto per la sua capacità Certo, mi tecnica. viene male a dare ragione a Michele, però anche a ragionare in questi termini la sottolineatura di Angelo è corretta, nella misura in cui quello è un giocatore che devi far giocare dal Però lo primo mette quando il momento. Catania è in vantaggio. Lo mette. Forse per il tipo di partita che lui aveva preparato inizialmente era partita pareggione. Hai capito? Pareggione, Quindi basta. ci può stare, Sì. può avere ragione anche il Comunque direttore. no, a prescindere dalla battuta della presenza di Bruschi, in ogni caso queste sono le partite fondamentali in un campionato di Serie C. Sono quelle partite che ti danno mentalità, ti danno la forza poi anche di capire quali sono i tuoi mezzi. È chiaro che è una partita che poteva cambiare benissimo il risultato e oggi parlavamo con altri termini, con altri toni, però è fondamentale aver vinto questa partita in questo momento, con questa situazione, con questa squadra che ha delle deficienze importanti, lo ricordiamo, Catania a centrocampo manca di 1-2 elementi fondamentali. Anche tre. Io anche uno mi stava bene, però 2 sicuri, perché diciamo che Toscano fa le acrobazie per mettere in campo una squadra. L'unico giocatore che secondo me lui non può permettersi di non schierare è Lunetta, perché Lunetta dove lo metti, come si dice a Belluno, suona. Tranne a destra. Sì, no, a parte a destra, non voglio dire, però se tu lo fai giocare in attacco, piuttosto lo fai giocare come esterno, io non vedo l'ora di vedere sia naturalmente Lunetta, ma anche accanto Guglielmotti ai due lati che spingono. Lì sarà il momento in cui cercheremo di capire, perché questa squadra si fonda moltissimo sulla forza degli esterni, e quando tutti e due avranno lo stesso livello di forma, ora per esempio in questo momento purtroppo Guglielmotti è fuori forma da questo punto di vista, non può dare quella spinta che ha dato nelle primissime partite. Sarà interessante vedere la forza propulsiva del Catania. E poi magari quando gli attaccanti torneranno, perché poi un'altra cosa che mi ha insegnato è questa, che gli attaccanti li devi andare a vedere nel curriculum che hanno realizzato nel tempo, cioè quella somma numerica, algebrica che non sbaglia mai, perché gli attaccanti si guardano e si comprano, così diceva Gianni Di Marzio, che ovviamente insieme a Gianluca, lui è in alto e Gianluca magari ogni tanto ci sente, si comprano con l'almanacco dei giocatori. Allora c'era l'almanacco, vuoi comprare un attaccante, vuoi stare sicuro, prendi l'almanacco, vai a vedere quanti gol ha fatto ogni anno quel tipo di attaccante. Sì, ok, era una regola molto empirica, però Inglese è un attaccante che negli anni ha sempre realizzato, ed è strano che sia a quota un solo gol al cospetto di quello che... A proposito di regole, gli attaccanti che poi vanno via da Catania improvvisamente trovano uno stato di forma mondiale. In questo momento c'è Cianci che segna praticamente da qualsiasi posizione immaginabile, poi soprattutto Cicerelli è in grado di dettare assist e di segnare gol, però io voglio ricordare a tutti sempre che sia Cicerelli sia Cianci sono di proprietà del Catania, e magari quando poi ci saranno le condizioni torneranno a giocare nel Catania. Purtroppo Cicerelli nel Catania di Toscano non aveva spazi, no. Non aveva spazi. E Cianci era in rotta con la dirigenza, Cianci, quindi penso che abbia avuto c'erano altre motivazioni, diverbio, non tecniche. Un diverbio serio, che abbia avuto un diverbio serio, per cui in questo momento inutile diciamo E per Di Carmine giocare a Trento non è come giocare a Catania, con tutto il rispetto. Sì, ma ancora tutto sommato Di Carmine ha segnato quasi gli stessi gol che ha segnato all'inizio però a un Catania. conto è giocare a Catania, un conto è giocare a Trento. Un conto è giocare a Trento dove c'è una pressione inesistente. Posso aggiungere una notazione prima, ma proprio di 30 secondi, perché vorrei sentire... Perché io non ho detto niente. non è. Ma ha sempre parlato Patanè.
Alessandro, non è né giocare a Catania né giocare a Trento. Io pensavo che oggi la presenza di Michele in qualche modo mi potesse aiutare ad arginare. Però Patane. così, secondi sono andati. Dai. Io non faccio più il conduttore, Allora. non ti posso aiutare. Però è anche il frutto, il termometro di una gestione scellerata della scorsa stagione. Però posso dire una cosa? Dobbiamo anche dirlo, perché Quanti tifosi sono insorti al momento della notizia della partenza di Carmine? Credo pochi. Quindi dobbiamo anche avere equilibrio, perché non si può cambiare idea ogni settimana assolutamente. perché Tizio ha segnato là. Noi difatti aspettiamo Di i gol. Carmine è andato via senza nessun tipo di reazione di malcontento da parte della tifoseria. Dobbiamo essere onesti. Non ho alcun dubbio. Dico pure che se in certe circostanze alcuni giocatori non hanno reso per come ci si aspettava, a volte C'erano dei sono guasti dei guasti strutturali dove nessuno poteva esprimere il meglio del proprio potenziale. Sono ha d'accordo. sollevato un polverone se qualche accompagnatore o dirigente è stato rimosso dalla carica, se un motivo ci sarà stato. Certo. Nessuno è insorto se è venuto un direttore sportivo al quale ovviamente facciamo gli auguri di una pronta guarigione a Catania, che mancava l'anno scorso. Non penso che le strutture, possibilmente Chirico, quest'anno ha portato Io vado. altro ospite. Ce ne andiamo. Intanto volevo dare un aggiornamento di una partita che avrei voluto vedere con grande piacere. Pergolettese Caldiero Termo 2-0. Benissimo. Poi magari questo- aggiorniamo i risultati del girone meridionale. No, adesso lo facciamo Andiamo senza. da Giulio, vediamo qual è la situazione. Finalmente. Ivano da Mascalucia scrive: buonasera, anche se sofferta, l'importante è avere portato a casa i 3 punti. Avanti così. Buonasera, vittoria di testa e cuore, fino a quanto può reggere? Ci potrebbe essere un reintegro di qualche elemento, sempre Forza Catania, ex amici della Nord. Non credo. Non credo. Sul reintegro, ovviamente. Sul reintegro. Quanto può durare, diceva l'altra domanda? Sì, quanto può... buonasera, vittoria di testa e cuore, fino a quanto può reggere? Può Solo reggere. migliorare. Anzi, questi sono i segnali che ci fanno capire che ci sono le fondamenta solide in questo gruppo di lavoro. Marco da Scillichenti. Il campionato è ancora lungo, diamo ai giocatori tempo e il bel gioco verrà. Sono d'accordo. Buonasera, la C è una lotta fino all'ultimo minuto. Ho visto Lunetta ispirato. Chiedo a Vagliasindi. Carpani, Lunetta e Guglielmotti, sempre titolari? Lunetta e Guglielmotti sì. Carpani credo che sia una discreta alternativa in questo momento. Felix, buonasera. Piano con l'ottimismo. Abbiamo solo vinto una partita in casa e con molta sofferenza per giunta. Bisogna migliorare notevolmente sul piano del gioco e della personalità. Risponde il Ci scrive. direttore che questo è il maestro. Non ci sono dubbi da questo punto di vista che il Catania deve migliorare, però io mi accontenterei di vincere tutte le partite 1-0 soffrendo fino al 99esimo. L'ultimo messaggio, dai. Sì, ancora una domanda per voi. Buonasera, com'è finita con l'acquisto del logo, il nome del 46? Tutte le squadre dopo un anno lo hanno riacquistato. Dove Là c'è una situazione giuridica che chiaramente non ha dei passaggi così facili e lineari come si può immaginare. Quindi bisognerebbe che rispondesse o la curatela del fallimento o un rappresentante del calcio Catania. Posso dire che è un argomento che ogni tanto rimbalza e che non reputo assolutamente fondamentale se paragonato invece a quello che deve essere la rincorsa del Catania, se vuole vincere questo campionato, alla prima posizione in classifica con almeno 2 punti di distacco. Anche un punto, se con vince avanti o anche un punto basta. Mi accontenterei anche non basta, allo stato attuale non ma basta. se arrivi primo con un punto di vantaggio alla fine No, del campionato, all'ultima giornata. L'affermazione sibillina di Patane. Vabbè. Con almeno Patanè, però non già, puoi. Io dico alla fine del campionato, però. Alla fine del campionato i giochi saranno ho detto, fatti. devi vincere il A giudicare la campionato. giustizia sportiva possono anche giudicare anche dopo qualche anno. anche quindi dopo, non è questo è un anche problema. vero. Se lo fanno dopo qualche Vorrei anno. sentire Michele che ci fa un aggiornamento. Siamo al 29esimo del primo tempo, Picerno 0, Messina 0, 15esimo invece Benevento 0, Juventus 0. Che È meraviglia. la voce di diretta stadio. È la voce di sono diretta. tornati indietro di un po' d'anni. Ma non so, la voce della Margherita che voglio ricordare. Basta, Patanè, ci dobbiamo fermare. Poi faremo parlare anche un po' Alessandro, che stasera ancora Non è necessario. non ha parlato. Io me ne Ci vado. fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo qui a Corner.
Allora, un po' in ritardo però ci arriviamo, dobbiamo salutare i cugini che sono nella stanza quella VIP. C'è anche una cugina. E c'è anche una cugina. Esatto. È sorprendente questo fatto. No, non è sorprendente. Ciccio ha dovuto scegliere tra la trasmissione e il non divorzio, visto che c'era il compleanno della figlia. Allora ha fatto bene. La scelta sbagliata, E salutiamo, auguri a Mia, a sua figlia. Ma se Ciccio l'ha detto, Salute e auguri. allora per questo Possiamo salutare Adriana, che è la cugina di questa sera. Grazie, sono felicissima di essere tornata qui stasera. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Grazie a te. Fra poco vedremo la vostra rassegna stampa e vedremo. la Ce ne veramente sei. dei cugini. Ce ne sei? Ragazzi, non ci allarghiamo troppo però, non ci allarghiamo. No, anche perché oggi andate a finire male, perché questo seggio che c'è qui può andare in onda non stop fino a domani mattina. Fino a domani, Cioè, perché poi domani mattina riprendo. Noi quattro qui, insieme a Giulia, ma Vabbè, possiamo d'accordo. noi quattro andare in onda all'infinito, poi ci facciamo anche la messa vespertina, andiamo a fare... Ok. Tranquillizzato un attimo Padre, vediamo i risultati della classifica brevemente, così cerchiamo di capire. Con due partite in corso. Con due perché partite che sono in corso, Angelo prima ci ha dava dato gli notizia, aggiornamenti. Sì. No, risultati e classifica. Andiamo da Giulia, chiaramente rimettiamo in onda anche così, eccolo qui il quadro. I risultati della settima giornata di campionato: Taranto-Sorrento 2-2, Cavese Latina 1-0, Cerignola Casertana 0-0, Trapani Turris 4-0, Avellino Foggia 2-1, Catania Monopoli 1-0, Giuliano Altamura 2-3, Potenza Crotone 3-3, Picerno Messina il 30 stasera si stanno giocando, e il Benevento Juventus in Exigene, sempre che si stanno giocando. Speriamo stasera. magari daremo degli aggiornamenti. Vediamo la classifica, così la inquadriamo e cerchiamo di capire che sta succedendo. Sì, per quanto riguarda invece la classifica, vede sempre in testa il Monopoli con 13 punti, Picerno Benevento, Trapani Cerignola, Catania Sorrento 12, Giuliano Potenza 11, Cavese 9, Casertana 8, Crotone Latina Avellino Altamura 7, Messina Juventus Nexegen Turris 6, Foggia 5 e Taranto alla fine chiude la lista con 3 punti. Allora, questa è la classifica. Al momento è 0-0 tutte e due. Per il su momento è tutti e due 0-0, fronti. quindi un punto ciascuno a Picerno e a Benevento da aggiungere eventualmente. Sarebbero 3 capoliste in quel caso. Ecco. Però Sarebbe Alessandro, Monopoli, Benevento, Picerno. tu stasera ci hai portato una chicca, una primizia, la vogliamo fare Un vedere. cameo. Un cameo, perché poi lui è quello dei numeri, delle cose strane, è andato a spulciare, pensate, ci sono se 60, dici che delle cose strane, 60 la gente può squadre capire anche in male, Lega Pro. Ce ne sono 60 in Lega Pro. Quando sono? 22 in 20 in Serie B 20 e 20 in Serie A. quindi siamo a quanto? A 100 squadre. Sì. Quindi 100 squadre, lui si è messa a leggere tutta la situazione. Che cosa è venuto fuori? Vediamolo insieme a Giulia. Le squadre ancora senza gol subiti in casa sono la Juventus, Empoli, Feral Pisalò e il Catania. Juventus intesa come Juventus in Juventus Serie A. Tiago Certo, Motta, per Juventus capire. Empoli in Empoli. Serie A. Sì. Feralpi, girone Feral, B della C. Pisalò Esatto. E Catania, girone C della C. Quindi diciamo che sono solo 4. Ed è passato un mese dall'inizio del campionato, quindi stiamo parlando di 3 partite in casa per il Catania, anzi 4, Sì. Benevento, Picerno, 4 Cerignola partite, e non più turno Monopoli, consecutivo. e idem per le altre squadre che abbiamo visto nella grafica. Michele, che cosa ci vuoi dire? No, niente. In questi casi gli scongiuri sono d'obbligo. Perché dopo aver letto Se ne una parla cosa fra del 15 genere- giorni, quindi... No, ma per 15 giorni siamo tranquilli, però insomma... No, vabbè, al di là della Ma tanti anni statistica... fa, tanti anni fa, visto che siamo 4 amici, possiamo raccontare Attenzione, a Benevento ha segnato la Juventus. evocata nella statistica. 1-0. il che non è benissimo. male. No, a pensare che tanti anni fa, mica lo possiamo dire ormai tutto prescritto, no, qualcuno ci disse che dovevamo fare queste trasmissioni senza Vagliasindi e noi due abbiamo fatto insieme a Gagliano una levata di scudi pazzesca, perché abbiamo detto: se ci togliete Vagliasindi ci togliete il 90% delle cose pazzesche che questo ragazzo riesce a fare, perché ha un'antologia enorme fatta dai suoi quadernoni, che sono davvero un patrimonio. Gelosamente custoditi. Quadernoni storici, direi. Patrimonio dell'umanità. E poi la notte Su a volte cui già sta studiando mio figlio, il per fatto- la cronaca, il fatto- agli anni esatto, 12. esatto.
E poi il fatto che la notte ha l'insonnia, tante volte crolla soltanto a casa mia a mare, però quando non dorme riesce a Ci tirare dedichiamo fuori un po' alla queste partita adesso cose. di ieri, Bravissimo. vediamo un po' di episodi. Alessandro. Andiamo a Moviola, poi Ecco. le considerazioni della partita le facciamo Abbiamo anche dopo. 8 episodi da Sì. Moviola, vediamo di farne 4 prima della prossima sosta e poi 4 dopo. Abbiamo i cugini da sentire, abbiamo un messaggio soltanto di Giulia prima della Moviola. In questo momento quello che viene è tutto di guadagnato, squadra decimata da infortuni e non dimentichiamoci che mancano giocatori non indifferenti. Luci 46 vero. scrive questo messaggio. Allora, vediamo subito il primo episodio da Moviola. possiamo Non già ci sono anticipare? aggiornamenti, No. non ci sono aggiornamenti. Possiamo già Altri tipi di anticipare aggiornamenti. sulla versante, diciamo, infortunati che si pensava che per Caserta potessero recuperare sia De Rose che Gherardi che lo stesso Beters. Non È è molto così. difficile che qualcuno di questi tre riesca a recuperare per la partita di domenica prossima. Che non è un Oltre ai campo lunghi facile per no, il Catania. Caserta no. non è mai rappresentato, No, diciamo... tra l'altro è una squadra che ha perso solo una partita No, casertana. ma poi le trasferte a Caserta sono una tragedia di solito. L'anno scorso ha vinto normalmente, 4-0. cioè. Comunque, dico, Sì, al di là però di quello, la storia- nella Ma storia Ma anche è il stato sempre Monopoli non è che scherza da questo punto Esattamente, di il vista. Monopoli cioè, ci no. ricorda cose veramente pesantissime. Andiamo con la Moviola. Sì. Allora, primo Il primo episodio, quinto minuto, c'è un cross alla destra di Alessio Castellini e c'è insomma il dubbio sul tocco di braccio, petto, fianco di un difensore del Monopoli sulla respinta del compagno di squadra. Il braccio è largo, non si capisce Però se sbatte nell'immagine prima sul braccio. vi vorrei fare notare, se sbatte sul l'arbitro fianco. che là non può vedere perché è praticamente lui Impallato? Esattamente, sulla sua direttiva, sulla sua direttrice, diciamo che vedi, però allora bisogna capire se sbatte. Allora, quel braccio È là largo. non ci deve stare. Partiamo da questo. Poi diciamoci una verità, dopodiché taccio per tutta la Moviola. Guarda, non dire cose che non puoi mantenere. Però taccio per tutta la Moviola. Non Ieri ci è crederò stato mai. il miglior arbitro che il Catania ha avuto in questa stagione e reputo Non ci voleva anche- molto, Angelo, non ci voleva. sinceramente. Però tra la scorsa stagione e questa stagione lo eleggo tra i migliori arbitri in linea assoluta con quello che è il suo pedigree. È un arbitro che ammonisce pochissimo, in realtà E dialoga. Esatto, Sereno. dialoga tanto. Il suo score di ammonizioni e cartellini rossi è veramente basso, circa 2,5 a Vabbè, partita. con quel cognome non può che essere buono. È vero, però era anche vero che quando ha arbitrato le partite del girone C ha raddoppiato i cartellini gialli e ha raddoppiato i cartellini rossi. E noi Invece- raddoppiamo il tempo della Moviola. Ci scrive un amico che dice: leggenda vuole che dietro la testa di Patanè ci sia un pulsante off. Lo cercheremo provo. durante la pubblicità. Esatto, cercheremo di capire. Secondo te, Michele? Rigore o non rigore? Rigore o non rigore? Non l'ho visto, cioè, se possiamo No, come tornare no? indietro. No, ero alle prese con altre. No. Se mi fate rivedere l'azione, sono... È la puoi. trasmissione più delirante degli ultimi 2 anni questa. Perché sta guardando le partite nel Allora, frattempo. vediamo un po'. Questa è l'azione, vediamo se parte. Il cross, ecco qui. Allora, questo è quello che io avevo visto in diretta. Prima Ho di avuto la sensazione addormentarti. che fosse assolutamente calcio di rigore. Però poi dopo, non so per quale motivo, invece mi sono convinto che l'arbitro aveva ragione. Ma in effetti l'arbitro però è messo in una posizione in cui non può vedere, è impallato l'arbitro da questo punto di Mi vista. chiedo cosa ci faccia il braccio così In largo. qualche maniera sembra questo può ingannare il l'arbitro. giocatore l'ha A me il dubbio stoppato il resta, pallone. sinceramente. A me il dubbio resta. Insomma, questo è il primo episodio. Vediamone un altro. Eravamo al quinto minuto. Eravamo al quinto. Andiamo un po' più avanti. C'è un fallo Inizio del secondo tempo. su Guglielmotti. Sì. Eccolo qua, parte, vedete, gli si appiccica e poi lo scalcia il difensore del Monopoli. Questo, a mio avviso, è cartellino giallo per questo fallo di pace. Che non arriva. No, però l'importanza di questa iniziativa di Guglielmotti si traduce nella circostanza che da questa punizione inizia l'azione del vantaggio del Ma Catania, di anche se Castellini è frammentata. Castellini è fondamentale. Sì, ok, però con questa situazione il Catania sale, porta nella metà campo il Monopoli diversi effettivi e poi sullo sviluppo non diretto di questa punizione ma nel proseguo dell'azione
arriva il gol di Uno dei più bei duelli di è stato Lunetta. Guglielmotte Pace ieri, perché Bello, di sì. fronte Due bei giocatori. veramente bravi, tecnici entrambi, tutte e due con importanti doti atletiche e fisiche. Ma anche E lì il un duello po', delle T, Lunetta e Viteritti. E Viteritti lì è andata un po' così, poi Viteritti alla fine ci ha fatto un po' semaforo Preoccupare. verde. Sì. Andiamo. Allora, questo è il secondo episodio, da lì poi nasce anche il gol, lo possiamo rivedere tutto. Sì, perché è il terzo episodio di Esattamente, Moviola. il terzo, andiamo a vedere E cosa qui succede. chiaramente è determinante questo intervento pregevole di Alessio Castellini, corretto sul pallone, vigoroso ma corretto, e poi Di Gennaro che ha una lucidità nel dare questo pallone a tagliare a fette la difesa del Monopoli, e Lunetta a rimorchio è cattivo al punto giusto per battere il portiere del Monopoli. Posso fare una sola annotazione a cui pensavo ieri? No, vi ricordate l'anno scorso, la scorsa stagione? Che gran palla da Di Gennaro. Quando mai ci ricordiamo che c'erano in area di rigore 5 giocatori e 2 Pronti a ribadire. Ma non solo, 2 difensori che costruiscono l'azione. Guarda, Angelo. Castellini, Ce ne sono esatto, 4 in questa azione. Vai, in arrivo. virtualmente 5. perché là Esattamente. siamo al limite. E Ma- 2 pronti all'eventuale sì, ma da chi respinto. parte il primo contrasto e l'assist Alessio. da 2 difensori, Certo. cioè ci sono 2 difensori dentro l'area di rigore o comunque presso l'area di rigore a costruire un'azione. Certamente chi ama il tiki-taka per linee orizzontali queste scene probabilmente non le vedrà mai. I difensori del Monopoli erano un po' in vacanza, nel senso che c'erano 2 giocatori del Catania completamente da soli, Sì, bravi a inserirsi, però insomma, Secondo me è geniale la palla di Di Gennaro, Angelo. assolutamente sì, però Perché proprio passa in mezzo, almeno non gli uno- dà la possibilità di Però invece schierarsi. almeno uno su quei 2 giocatori del Catania arrivano dopo qualche ora di ritardo, quindi non... Direi di vedere adesso uno degli episodi chiave della partita. Qui abbiamo visto Il il gol di Adamonis, ora vediamo. Adesso il Esatto. gol di Lunetta, ora vediamo il gol di Adesso vediamo il Adamonis. gol di Adamonis, perché mi pare di poter dire che quella è È un stata gol, una parata quello è un gol. determinante. Eccolo qui, ragazzi. Qua Davvero. Yeboah salta con la certezza di far gol. Sembra un po' il colpo di testa di Inglese a Giuliano, Esatto. quando para Barroso. Stessa situazione, dinamica, sì. stessa elevazione e stessa Però parata. questo è più difficile perché Yeboah è più vicino rispetto a Inglese a Giuliano, e Adamonis con quella stazza è improbabile che abbia quella reattività per andare giù e Anche intercettare perché il qualche pallone. minuto prima non si era inteso con i compagni di squadra, avevamo consegnato un calcio d'angolo Sì. agli avversari, invece lì è stato davvero bravissimo e questo è uno Velocissimo ad andare giù, Angelo. Bravo. Velocissimo. Veramente una gran parata. vale il Va bene, che prezzo. ci dici, Michele, cosa ci dici di questa parata di Non l'ho Adamonis? che non l'ho vista, nel senso che ero alle prese Mi con il sto telefono. alzando e vado via davvero io stasera. Ma non l'ho vista nel momento in cui l'avete mandata perché ero distratto, però l'avevo vista in diretta e devo dire che con questa parata Beters può stare un po' più tranquillo in panchina. Sì. Vabbè, intanto Mi sa adesso è che infortunato. può stazionare in panchina per un po' di tempo. Ma Tra vedi- l'altro un po' tutta la prestazione di Adamonis ieri è stata brillante, cioè rispetto alla partita precedente in cui non aveva brillato proprio. Vabbè, è entrato a freddo a Giuliano. Sì, diciamo che proprio è entrato nella partita sbagliata probabilmente, però ieri ha dimostrato invece insomma, di avere le caratteristiche per stare a difendere la porta del Catania. Allora, vediamo una cosa, guarda, io faccio una cosa e la regia a questo punto dice ma è pazzia, no? Abbiamo fatto una clip molto piccola, ma proprio piccola piccola, sulle 2 parate fondamentali di ieri di Adamonis. La prima l'abbiamo vista e rivista adesso, però l'abbiamo rimontata in una clippettina, in un'immagine di una quarantina di secondi con le parate determinanti. Una è questa, adesso Gaetano Marano chiaramente la sta preparando, immagino, non voglio... Bofonchia in questo Ecco, non momento. voglio pensare cosa passa in questo momento per la Anche sua perché testa. nel frattempo Assolutamente. stavo pensando di No, inserire non pensare un'altra troppo. cosa No, che è no, simpatica, che è stata quella che ha propiziato il gol. Allora, facciamo una cosa. Andiamo in pubblicità, così la prepariamo, Ci poi organizziamo rientriamo e vi diciamo... Vediamo la clip. C'è. c'è. Allora, visto prima di andare in pubblicità, vediamo questa clip. Sono 2 episodi rapidissimi. Questa l'abbiamo già vista e rivista in qualche modo qui ad Adamonis, è stato davvero splendido. Intanto ha pareggiato il Benevento. Ah, bene, così abbiamo gli aggiornamenti in tempo reale. E poi ce n'è un'altra che è passata inosservata, però... Ma siamo sicuri che l'ha toccata? guarda, secondo me qui la tocca Boh, questa secondo me palla. no. Ma
L'impressione è che tocchi il secondo pallone, me vediamo no. un po' che cosa succede, Tant'è poi mi che date un l'arbitro giudizio. dà rimessa dal fondo. Vediamo un po'. Ma secondo me la tocca. No, passa lontano il Passa pallone. lontano. Ma la mano è larga, però guarda. Cioè, è ben direzionata, ma non la tocca, secondo me. non lo so, Possiamo rivederla, Gaetano? Adesso Gaetano incomincia. Eccola qui, guarda. Questa è quella larga. E poi abbiamo un'immagine Rallentiamo quella stretta. stretta. Vediamo quella stretta che cosa ci dice, se l'ha toccata o non l'ha toccata. Avremmo di che chiedere ad Adamonis, magari. Secondo me la tocca un pochettino, la spizzica. Allora- Ho questa sensazione. Andava L'ottica- fuori ugualmente, L'ottica è Angela. Non lo so, schiacciata. però, insomma, L'ottica è schiacciata. Ammesso che l'abbia toccata, non era Però indirizzata nello anche specchio questo è un della porta, intervento, secondo- se Sì, anche sì, spizzicato, determinante e importante. Comunque Mi c'è. è arrivata una domanda tramite Sì, messaggio. messaggio, cosa Che dici? partita sarà con la Casertana? Brutta, ve lo dico Ma subito. dai, mica. Brutta nel senso che non sono mai difficile. partite belle. Saranno partite complicate, partite difficili. La Ma poi a Casertana ha Caserta fatto notoriamente 5 pareggi su 7 partite. Vi Sì, dico ma poi tra soltanto l'altro a Caserta noi non abbiamo mai brillato. Ecco, per la legge dei grandi numeri, prima o poi dovrà succedere qualcosa però. Infatti chi va a Caserta Facciamo così. Ci Uno a fermiamo, caso. Padanè, ci fermiamo, cerchiamo il tasto off per Padanè, pubblicità, dopo riprendiamo con la moviola. Allora, torniamo di nuovo alla moviola, ripartiamo da cosa, Alessandro, a questo punto? andiamo sull'occasione del possibile 2-0 per il Catania. C'è questa iniziativa col tiro di stop, poi Luperini che non riesce a coordinarsi bene al momento di calciare, ha il corpo non posizionato bene, quindi il pallone finisce alto sopra la traversa. Vedete, stoppa la respinta di Vitale e poi Luperini che non Ieri inquadra lo balza specchio. proprio alta, Luperini non può in avvitamento fare Non c'era Sì. nessuna possibilità che poi... Un minuto dopo qua. possiamo uscire È la prossima azione, sì, esatto. perché praticamente è l'azione successiva. Esatto. C'è un lunghissimo lancio dalle retrovie del Monopoli e Yeboah che sorprende Anastasio, Guardi, sono 3 passaggi, Sì. 1, 2, alza la testa, pallone che spiove, Anastasio che perde Yeboah che gioca veramente in modo pregevole Una gran palla. il pallone col pendolo di destro e per un pelo non mette fuori causa Adamonis. Sarebbe stato davvero un gran gol. Le partite che si devono vincere, a volte si vincono così. hai visto che non sei riuscito a mandare la promessa sulla moviola? Hai ragione. Vorrei sentire No, Michele. Non mi sarei stupito del contrario. Non l'ho visto. Io l'avevo visto, questa l'avevo vista, ma tra l'altro l'avevo vista dentro il pallone. Anch'io, purtroppo. onestamente, Io ero allo convinto stadio che il pallone fosse avevo entrato. questo cattivo presagio. E invece non fu così, e quello invece fu un buon presagio, nel senso che poi si riuscì a portare a termine il risultato con la vittoria. Ma Yeboah aveva fatto tutto benissimo, aveva fatto tutto perfettamente bene, ma il destino diceva invece un'altra cosa. Primo tempo silente di Yeboah, poca roba, anche perché era mentalizzato. Benevento al 2, pareggio. Juventus 1, questo no. non era difficile da Immaginare. immaginare. Quindi in questo momento 39esimo. Benevento 15 al momento. Al momento, vediamo un po'. Andiamo Mentre Picerno Messia 0-0 è finito il primo tempo. Ha Esatto. annullato anche un gol al Messina in chiusura di primo tempo per un presunto fuorigioco di Anatriello. Beh, vedremo allora poi con le immagini cosa è successo. Il tocco di tacco di Inglese che ieri ha mandato su tutte le furie Padanè durante la partita. E là non puoi. Ma io non sono così sicuro che fosse una palla semplice. Secondo me Inglese ha fatto il massimo che poteva fare in quella situazione, però ora lo vediamo insieme, magari mi sbaglio. Vediamo l'azione. Guglielmotti per Luperini, Inglese Lì che può fare? spiegami perché la prendi col tacco e Che- invece. come lo Perché- può colpire? perché il pallone ce l'ha Adesso. dietro, no? Ce l'ha dietro, Angelo. Forse Il poteva passaggio di Luperini Passaggio è purtroppo sbagliato. Il Passaggio è sbagliato. passaggio non è perfetto purtroppo il passaggio. O per carità, stiamo parlando di minuzie, però dovrebbe agganciare. Certo, l'attaccante Ma cosa può fare? Ma Il come cosa? portiere ha 1 centimetro, Ale, ha quello il spazio e calcia. Quanti- Cioè, come lo può colpire? Quanti scalini abbiamo visto nel mondo del calcio? Ovvio.
e il gesto rimane un bel gesto atletico perché proprio il colpo Ma di tu dici tacco- lo poteva scavalcare, c'era il tempo per Assolutamente scavalcare? sì. Allora, Questa è la sua impressione, chiaramente. Poi, impresa se diretta, effettivamente... Allora, se io reputo Luperini che gliel'avesse dato un po' più indietro, è d'accordo. chiaro che staremmo parlando di un'altra cosa. Staremmo parlando di un gran gol di tacco se avesse centrato lo specchio alla porta. Quindi, Ma non lo valuto come un errore grave, assolutamente. No. Mi sembra una cosa... È una palla difficile. reputo È una palla che in difficile. una palla Cioè, difficile- forse perché si chiama inglese tu ti aspetti che faccia gol. Io sono convinto per che l'inglese sia in grado di fare lì, una scarpetta va subito lì. Ma io sono convinto che Luperini possa fare meglio di quel passaggio che ha fatto. Facciamo così, abbiamo Ok. vinto 1-0, diamo il tempo all'inglese perché su di Ma anche a lui- Luperini, anche perché a non è Luperini. ancora No, il giocatore al che 100%. mi aspettavo. Diamo Prima il tempo. dell'altro episodio voglio dare un suggerimento a questo nostro telespettatore che ci chiede cosa deve fare suo fratello per vedere questo programma C'è Corner da Boston. Basta andare sulla siciliaweb.it e trovate praticamente la nostra trasmissione in diretta, e anche sul sito telecolor.it vi rimanda per l'appunto a questo spazio, a questo link che è la siciliaweb.it, e trovate in streaming Corner, quindi anche da Boston suo fratello ci può vedere serenamente. Come io mi sono autoinvitato alla funivia dell'Etna, noi possiamo anche fare questa trasmissione A proposito, ambulante. ieri ho parlato con un Lo so, collega che che mi ci piaceva sta l'idea. studiando, non si sa mai. Ora, scusami, se ci fanno un Mica, biglietto ma è per, possibile, un secondo biglietto te? per Che Boston. Io non ho capito cosa vogliono No, fare, cosa se- c'entra se la ci funivia fanno dell'Etna. Uno vuole fare la diretta trasmissione dalla Corner funivia a 2000 dell'Etna. metri d'altezza. Dei collegamenti da là. Io sono Poi- d'accordo, però lasciamo a lui solo l'acqua quando c'è la temperatura che dico io. Però. Angelo, se ci fanno un biglietto per Boston, tanto ora fanno una tratta Catania-New York Sì. da breve, noi partiamo il lunedì mattina o la Strada domenica New York, sera. Boston è una Dobbiamo partire passeggiata. un po' prima, ma dai. Partiamo un po' prima, noi gliela facciamo lì. E gliela siamo facciamo in ospiti, diretta. E noi poi ritorniamo. Va bene. Così. C'è una domanda per Michele. Mica. Chiedono se ti manca diretta stadio. È una domanda Lo chiede Daniele Loverde. Vabbè, a me personalmente manca tutto, non è che manca solamente diretta sera, manca proprio il mondo lavorativo. Tranne manca. Patanè. No, Patanè posso fare anche volentieri a meno, però questo non è vero. Allora, vediamo l'ultimo episodio da Moviola, quello che ha fatto tremare tutti. Ah, altro che. Anche la porta ha tremato. Ma questo è il famoso Bruschi. Bruschi. Questo. Bravo, insomma, Colombo è stato bravissimo. guarda qua. Io capisco che non lo deve sfiancare, però Destro, Va bene sinistro, così. doppio passo, la mette lì con la torsione giusta. E non l'abbiamo visto sui calci piazzati. Adesso esatto. ha fatto dei gol sul piazzato, ragazzi, che Allora, meno a male- Foggia pensare che soprattutto. non aveva lo spazio neanche per tirare. A Intanto Foggia ha ha tirato- fatto, Ed ha è fatto dei gol riuscito pazzeschi. Anche a perché trovare infatti, un minimo questa è una buco per squadra riuscire che a mettere il Foggia pallone in è quel andata modo. sotto d'un gol e poi 4-1. è finita 4-1 per loro. Vabbè, però, c'è un perché. diciamo però. che il Foggia non è il Catania, A però tutto giusto? c'è un perché. La solidità difensiva del Catania non A è quella tutto del... c'è un perché. Basta, vorrei Vedo andare, dei gesti. vorrei andare da Giulia un attimo, Cioè, un dai. attimo, dei messaggi e poi... Mi questi- concedete un po' di spazio? Sì, Non lo so. no, Ok, stasera grazie. Patanè è incontenibile. No. quindi- ma Infatti. stiamo scherzando. Ma anche i nostri telespettatori, perché sono tantissimi a scriverci. Comunque, per Voglia Cindy c'è una domanda. Guardiamo il Trapani rigore a oltranza, come te lo spieghi? Ma sono tutti assolutamente da regolamento. Ho visto gli highlights, non mi sembra nulla di strano. Anzi, Attenzione, vedo ha un segnato Trapani- il Benevento 3-1, quindi al 41esimo. Ok, partita quindi Messa in abbastanza freezer. incanalata. Tra l'altro, a proposito del Trapani, sta giocando un gran calcio. Quindi visto la partita, l'ho visto attenzione tutto. perché questa è una squadra che ha tutto per durare fino alla visto- fine. Gioca facile, E se gioca proprio posso esprimere un rimpianto sul mercato e a un certo Lescano. punto poteva avere delle dinamiche, è proprio Lescano. Peccato. Altro Mirko messaggio. da Catania. A mio avviso possiamo raggiungere la promozione diretta, pur non brillando siamo ad un punto dal Monopoli capolista, aspettando Non più ovviamente i capolista. risultati di Benevento e Picerno. Esatto. Buonasera. Certo che ritornare sugli Sparti con un tifo così non ha eguali, torneremo in Serie A, l'ottimismo che ci piace. Un messaggio per il mister. Mister, libera Castellini da lì dietro, perché lasciarlo solo a difendere è un peccato mortale. Per ora è necessario averlo lì perché Gherardi è infortunato, quindi è Allora, una contingenza. torniamo da te fra non molto. Prepariamolo Ok. questo video, facciamolo vedere subito, così. No,
Nel senso come che no? Prima mi ha chiesto di fare il no, video. prima che poi ce lo brucino i cugini. In realtà c'è un segreto, i cugini, perché magari ce l'hanno questo video, poi Noi lo stiamo mettendo adesso, i cugini ci andiamo fra un po'. Ma Esatto. io non li ho visti i cugini. Come no? Guarda, non li hai visti? Damiano Tucci, che No, oggi li ho visti pochi. Poi, adesso ci andiamo. Damiano Tucci, che è un nostro carissimo Sì. collega al quale siamo tutti quanti molto affezionati, ieri ci ha dato la possibilità di postare quello che è un piccolo segreto, perché ieri a un certo punto sul risultato di 0-0 Toscano Ecco. cosa fa? Invoca, prima riceve un corno rosso e dopodiché è lì che sta aspettando prima il corno e dopo la doccia di sale. Dovete sapere Ha che portato bene, ha funzionato. allora, questo è stato postato anche da Gianluca Di Marzio, che ovviamente ringraziamo, ma questa è una tradizione dello Stadio Massimino che si sta riprendendo a cura del papà proprio di Damiano, che è quello che ti ricordi, Michele, che faceva il Nino allo stadio. E oggi invece è il più grande pusher di Salgemma che c'è al Massimino. Non so come faccia ad entrarlo, anche perché non è un mezzo contundente, però ci riesce, il risultato è andato. Ci fermiamo, Patanè, abbiamo visto il video, andiamo però da Giulia, che deve ci deve dire qualcosa di importante, e dopo dai cugini. Un attimo, andiamo da Giulia. Perché prima ci fermiamo per pochi minuti, il tempo di un caffè, e torniamo subito da voi. A tra poco. Passa velocemente il tempo, è quasi volata. Inesorabile. Però adesso che cosa facciamo, Patanè? Secondo me andiamo ai cugini, Ecco. anche perché c'è la rassegna stampa. oggi c'è anche una bella composizione dei Quindi, cugini. esatto, Manca Francesco, manca Ciccio. E manca quindi- Ciccio, c'è Adriano. Da dove partiamo, cugini? Allora, partiamo subito, senza neanche tempo di respirare, dal cantiere dello sport. Bello. Che ci intitola a 26 colonne, guarda che lunetta, il Catania si avvicina alla vetta. Col Monopoli, il Catania gioca la classica partita da C. Poco gioco, grinta, un gol e tutti davanti al portiere. Così. Toscano analizza la gara coi pugliesi. Sapevamo che giocare col Monopoli era molto complicato, quasi una partita a scacchi, ma sono contento per la vittoria in casa, che stava quasi diventando un tabù. È stato fondamentale indovinare chi schierare a centrocampo. Il proseguimento del campionato, per ora non mi risico a fare commenti. Ok. L'allenatore del Monopoli, Colombo. Sconfitta evitabile davanti a un pubblico davvero eccezionale. Magari anche mia moglie avesse due curve così. C'è rimasto, allenatore del Monopoli, c'è rimasto. Finalmente un super ad Amonis. Miracolo su colpo di testa, respinte di pugno e palla fatta andare sulla traversa, sciusciandoci coi guanti. Il merito va all'assunzione di un vecchio ma sempre efficiente farmaco famoso a Catania per le sue doti curative. A Pinola do coraggio. Si è preso a Pino coraggio e gli è servita. Stavolta la fortuna è dalla nostra parte. Decisivo il summit in settimana tenutosi a Santa Venerina col mago Giusa. Grande. Lui. Col Monopoli, palla sulla traversa e 0 infortuni. E mago Giusa, un nome, una garanzia. Sempre una certezza. Passiamo al resto del librino che intitola "Co Monopoli si gioca da così. Poco calcio, tanti calci, siamo da C". Giustamente, questo è il modo di giocare. Le interviste post gara. Castellini, protagonista dell'azione del gol con una splendida scivolata. A Catania mi hanno insegnato sin dal primo giorno il metodo scip e ciperi. Poi se prendo la palla va bene anche. Vabbè, questa volta ha preso tutto, è andata bene. Invece l'autore del gol lunetta? Nell'esultare c'era tanta cattiveria. Ci è andato di mezzo Guglielmotti, al quale ho dato una scarammata di coppa. Siete dalla faccia come è uscito. Con un risultato così non poteva che uscire l'Infatto Quotidiano, giustamente, che intitola... Senza aria nei polmoni, baciamo traversa e ad Amonis. Giustamente. Traversa, mischie furibonde, tiri a fil di palo e paratazze del portiere. Torna ad alzarsi la pressione arteriosa per i tifosi etnei durante i minuti finali. Sì, in molti hanno fatto così. Adesso passiamo alla stampa estera, perché come sempre ormai siamo famosi. Dove andiamo? Andiamo in Spagna. Andiamo in Spagna. Cominciamo dalla Spagna, Cumarca. Los maccherones inquionos la panzas. El Catania yaga un juego grintoso y mucho proso. Soprattutto, esatto. Adesso passiamo i Pirenei, andiamo in Francia perché c'è l'Es Figaro
Les titolo? jeux ont fait, signor Gabriel Lunette. Grandissimo, grandissimo. Poi c'è l'editoriale delle Ligue Pro d'Italie. Très bien, 3 points. Contre le Monopoly, le match est très compliqué, mais le Catania met 3 points dans la sacchette. 3 punti dalla sacchetta e ci siamo. Adesso oltrepassiamo anche l'oceano. C'è il mitico giornale che è The Corse Independence, che vede qui il presidente Ross Pelligra esultare, intervista anche alla Superliga. Sogno troppo contento. Quando segnavo Lunetta, I was precipitated to jump in high. Che significa che sono precipitato a saltare in atto su per giù. Grande citazione. Questa è una bellissima, citazione. Ma le braccia sono le sue? No. Le braccia sì, sono è risultato così. Ci ricorda un vecchio tifoso con una vecchia intervista. Passiamo alla top 5. Abbiamo la classifica dei 5 commenti più lisci in rete. Iniziamo con la pagina Catania FC in merito al risultato finale della partita Catania Monopoli. Abbiamo Gianni Scursoni che scrive: avevo una confezione del Monopoli, l'ho bruciata negli ultimi minuti per stemperare la tensione. Chi non l'ha fatto? Sì, viene spontaneo. Chi non l'ha fatto? Chi non l'ha fatto? Sempre allo stesso posto, Marco. Al quarto posto, sì, Marco Privitera ci commenta: che sofferenza, mamma mia. Inglese svenuto davanti a porta e c'era da mangiare la scagliola. No, può essere che il cibo di così nutre sempre nella stessa pagina, sempre il risultato finale. Invece Giovanni Masca ci dice 500 infarti in 45 minuti disgraziati. E diciamo che è capitato a tutti. Ha ragione. Poi abbiamo sulla pagina di City Zone, in merito sempre a questo 1-0 a favore del Catania, abbiamo Cristian Bertolini che commenta: meno male che mio papà aveva pacemaker, finale da cardiopalma. Niente proprio questa partita. Niente, meno male che aveva il pacemaker. Sofferta, sì, meno male. Al primo posto, a proposito di pacemaker e cardiopalma, Ignazio Fiamoso, dopo l'immagine dei tifosi dei giocatori del Catania e il presidente, ci mostra i suoi antipertensivi. Li ha consumati tutti. Ma fuori classifica ci ha mandato una foto un nostro assicutaware, che è Angelo Pandolfo, e ci mostra una foto di Patanè così col cappellino. Guarda che carino. Agghiacciante. Esatto. Però guarda, c'è anche una somiglianza con un personaggio famoso. Non so se Incredibile. L'abbiamo visto su Italia 1, mi sa. Siete delle iene. Anche il colorito della pelle lì. Siete delle iene, io lo so, vi voglio bene, ma sono proprio delle Ragazzi, iene. scusate, ma Lunetta è ancora in vantaggio o è in svantaggio? Adesso siamo là. Ok. Non è più per fortuna sua, diciamo che non è più in svantaggio. Sono posizioni scomode. Ragazzi, torniamo da voi fra pochissimo perché abbiamo da vedere le contropagelle. Prima vedremo però una Questa foto è clippettina. fantastica perché c'era un bambino che voleva fare una foto con me, Sì. aveva il cappellino, gli entrava la cuffia, ho detto che lo metto io il cappellino, ma non sapevo che poi queste iene visto? insieme a Pandolfo. Guarda, visto che ci siamo stasera, tanti messaggi. Michele e Patanè, siete testimoni della mia fede per il Catania. Mi sono innamorato proprio del Catania ascoltando per la radio nel 97, quando avevo 5 anni. E fino ad oggi siete qui accanto a questi colori. Volevo dirvi grazie. Questo è quanto ci scrive questo nostro telespettatore, che però non si è firmato, però ha raccontato questa sua passione per il posso Catania. dirti che- Come è nata? Un po' le lacrime. Patanè, facciamo una cosa, vediamo cosa hai chiesto ieri al Presidente del Senato, cioè alla seconda carica dello Stato, che sei riuscito a bloccare. No. Facendo un dribbling anche per quelle che erano, cioè, la scorta, gli hai messo la cuffia, tu personalmente, gliel'hai tolta, insomma, hai fatto tutto tu. Vediamo questa intervista. Presidente, noi non parliamo mai di politica, fortunatamente. Meno male. Meno male. Poi non parliamo dell'Inter perché finalmente ha vinto. E va bene. Ma oggi ha vinto il Paterno. Anche il Paterno ha vinto, sì, bene. Il Paterno ha vinto e ha vinto anche il Catania. Ma No, oggi soprattutto questa partita. si è divertito, Mi sono divertito. Ho visto nel primo tempo che mancava l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo li ho visti più concentrati anche nella tre quarti avversaria. Mi sembra che se diventano un po' più squadra anche in avanti possiamo sperare davvero nel grande salto. Presidente, sono orgoglioso di avere un Presidente del Senato che ne capisce di calcio. E meno male. Meno male. Ciao Presidente, ciao. grazie ancora.
Allora, hai fatto tutto tu, lo hai bloccato, gli hai messo la cuffia, gliel'hai tolta. Cioè, Però Tra Angelo, qualche anno sarà la russa che intervisterà esatto, Patanè. e probabilmente No, sarà sicuro. così. anche perché a volte la mattina mi sveglio e quando parlo dico ma sono la russa o sono Patanè? Patanè. E lui dice la stessa cosa. Va bene, No, d'accordo, però- lasciamo stare. È un delirio. È un delirio veramente, ragazzi. Allora, abbiamo da vedere adesso Le le pagelle. pagelle. Vediamo subito le pagelle con Giulia. Perché il migliore è proprio lui, Matteo Di Gennaro, con voto 7. E Baiasindi ci scrive: è l'emblema dello 0 nei gol finora subiti al Massimino. Nel tempio rosso-azzurro continuano a sfilare attaccanti di caratteristiche varie, ma non appena si imbattono nel numero 15 vengono puntualmente ricacciati indietro. In più ci mette il ricamo dell'assist vincente, un baluardo, lo definisce. E invece adesso passiamo alle pagelle riguardanti il campetto e partiamo proprio dall'allenatore toscano con voto 6,5. Passiamo poi ad Adamonis con voto 7, 6,5 per Castellini, 7 Di Gennaro, 6 Anastasio, 6 anche per Guglielmotti, Berna 5,5, 5,5 anche per Carpani, Quaini 6 che prende il suo posto, Lunetta 7. 6 per Luperini, D'Andrea 5,5, Stoppa 6,5, Montalto 6 e Inglese 6 che prende il suo posto. Cosa ne pensate di queste pagelle? Certo, Patanè, non ne sulle parlo. pagelle ti devi esprimere. Allora, Non è possibile. il 6,5 a Toscano nasce sicuramente dal fatto che nessuno di noi, forse in una situazione di grande emergenza, ha compreso Carpani in quella posizione. Proprio perché quella è la mia considerazione. provo a leggerti nel pensiero. Poi sul fatto che Di Gennaro sia il giocatore per antonomasia che rappresenta il fulcro di questa linea difensiva, che poi comunque si completa con tutti i reparto, rimane certamente quel giocatore che dall'inizio di questo campionato le ha giocate tutte e non ne ha sbagliato neanche una. Quindi Qualcosa sbaglia solo a Giuliano, ma Poca. un Beh, rendimento finora. la situazione a Giuliano compromessa da tutto Sì. un insieme di sistema Però di se gioco. dobbiamo trovare solo un piccolo calo di rendimento a Giuliano, ma per il resto Ma lì reputo una che sia stata stagione davvero finora una questione di livello molto alto. di fase difensiva, Sì, sì, non sì. tanto di giocatore. Per il resto non posso E le essere- insufficienze anche a Berna? L'insufficienza a Berna nascono dalla circostanza che Berna non è ancora nelle condizioni, gli sono state date le chiavi di un centrocampo che non gli può appartenere per titolarità, diciamo che un subentrante, e ovviamente lì torniamo alla coperta corta del reparto di mezzo e quindi quel 5,5 ci sta tutto. Forse probabilmente anche l'altra insufficienza che avevi D'Andrea. dato ad Andrea paga lo scotto di avere giocato 90 minuti ad altissimo livello Contro il non aver- Cerignola. e non avere trovato il gol. È normale che poi ieri si imbatteva in una delle difese più forti di questo campionato. Miceli ha fatto un partitone. E in un primo tempo che dove l'hanno fatto catenaccio giocavano in 10 Poi dietro c'è la un idolo di Patanè, Viteриtti. Cioè... Viteриtti, Angelo, te lo ricordi? No, Viteриtti, scherziamo? Rimane un giocatore che col tempo migliore, cioè, ed è Ma quanti anni ha adesso Viterini? Ma 102, qualcosa del genere. No, dai. 33 o 34 anni, Ma forse anche di più, forse probabilmente. anche di più, però continua ad essere un giocatore solido. Era l'allenatore in campo ieri. Orlando Viteриtti, capitano del Monopoli, non è neanche così vecchio. Ah, È del 94, 30 anni, dico. non quindi è così. Patanè. Ancora Ma è ce lo, esperto. ce lo ricordiamo da troppo Vabbè, tempo. ha iniziato forse a giocare da Ma giovanissimo, anche no? perché ce lo ricordiamo perché è stato il mio idolo da sempre, perché lo davo calabrese, Viteриtti, Ah, vabbè. e non poteva che essere un giocatore. Allora, Viteриtti Però- io me lo ricordo nella Vibonese. Sì, Proprio partito, sì, un bel po' di anni d'altronde. fa. un bel po' di anni. Non era un caso. Volevo chiedere ai ragazzi, ai cugini di attendere un attimo perché dobbiamo fare un'altra sosta per le loro contropagelle. Allora, aspettateci pochi minuti, pochissimi, anche voi a casa, restate lì, ci sono le contropagelle dei cugini e poi abbiamo ancora da vedere tantissimo con le grafiche, ci proiettiamo anche alla prossima partita, il calendario. Intanto Restate- Picerno Sì? Messina al 14esimo del secondo tempo è sempre 0-0. Benissimo, a fra pochissimo.
Le promesse vanno sempre mantenute, allora torniamo dai cugini, stavolta per le contropagelle, il momento è di quelli... Edico. Tocca ad Adriano. Sì, vai, lancia le pagelle, vai, lancia. Lancia le pagelle. Tu sei la gioia della città. Adamonis sei immenso. O policlinico più bello su stai a posto con cuore, non fanno fare più proprio sotto sfotto a bicicletta. Fanno a vedere qua 120 di Adamonis. Se non ti viene in coppa sia a posto. Però chi parate. Di Gennaro 7,5. Quando tornavo a casa io piccicca di chiave e in sacchetta s'acciavo tutto accanto a Monopoli. Spatti magari l'assist. Colosso! Venna 5,5. Forse è un poco sbituato che in Serie C appena stoppi una palla ce ne sono due che tacchiano l'ingotto e uno che disegna X intorno all'occhio per pigliare meglio la mira. Mecciano menzo di frutta. Uverini 5,5. C'ha si spombato e finisce a 4 veri. Fomma. Lunetta 7. Nel momento del bisogno il suo gol fu come una carta igienica. Fondamentale. Vos popoli, vos pigliolos. Mondato 6,5. Il dusica la fommolo avanti. Salaccio, la fasciatura in mano e fa sulla. Sta misa così quando gli anda manata a sciuppietti assai. Spetto! Toscano 7. Prima non buscarli e poi un gol come chi si fa. La dura legge della C. Comandante. E questi. Abbiamo sempre la classica domanda finale. Patanè sarà contento di questo scritto. Sì. Allora, ci scrive Rocco dal Marocco, originario di San Rocco ma residente in via del Tarocco, Esatto. e chiede al direttore Micale, dall'alto della sua infinita conoscenza calcistica, direi anche quasi secolare, Sì. lei chi schiererebbe in attacco come punta e come trequartista? Sì, sempre domande complesse. Cioè, schiererei in attacco, dipende innanzitutto dallo stato di forma delle... Però personalmente io vedo bene comunque D'Andrea, col 3-5-2 vedo bene D'Andrea insieme ad Inglese oppure insieme a Montalto, ma non mi sembra la scoperta dell'acqua calda, cioè non mi sembra nulla. Però gli affiancherei qualcuno probabilmente, cioè qualcuno che sta più vicino ad Inglese. Inglese secondo me soffre un po' il fatto di essere da solo a combattere contro tantissimi giocatori. Saudaci. Quindi può darsi... Ma invece io volevo fare un plauso alla ragazza che abbiamo oggi nei cugini, Quindi ad Adriano. che mi ricorda la mia infanzia, perché Marcella Bella, uno dei primissimi concerti che io ho visto nel passato, quando cantava Nessuno Mai, non so se vi ricordate questa Altro canzone, che. aveva i capelli perfettamente uguali, ma anche Lola Falana aveva i capelli così. Stavi per dire Lucio Battisti. No, Lucio Battisti no, Ti sei risparmiato. non sarebbe stato opportuno, dai, ma Lucio Battisti. l'hai pensato. E poi ci sono alcune cantanti di rhythm and blues degli anni 70 che avevano proprio questa capigliatura. Micale, visto che Rita siamo in tema di Franklin. nostalgia, senti qua. È arrossito. Buonasera a tutti, vedere Micale in studio mi fa tornare bambina. Ecco, non lo Sono dico io. cresciuta a pane, calcio e Micale. Forza Catania sempre, e Anna che scrive. Così ogni tanto io capto questi messaggi. Che ha circa 70 anni. No, lo so, Normale. so dire. Però salutiamola Anna, grazie Anna per essere Io con mi noi. auguro che Anna abbiano più di 15-20 anni. Sì. No, Sua nipote. Sua nipote. Allora, adesso Avrà vorrei, 15 prima dei anni. messaggi, sentire una intervista e un estratto dell'intervista a Toscano. noi potremmo- Non mi fare ridere, Paganè. Scusate, cioè come si può fare una puntata? Ma cerchiamo di fare seri, dai ragazzi. Cioè mia mamma mi scrive sistema di la camicia. Sì. Mia mamma che ha 90 anni sistema di la camicia. mi sistema E meno male che ti ho fatto mettere la giacca stasera. lui ride con le lacrime. Basta. Micale che chatta con le signorine. Basta, stiamo calmi. Vediamo l'intervista a Toscano, per piacere. No, lui Vediamo, non ha visto. vediamo l'intervista a Toscano. Non è possibile. Non a vincere. Abbiamo affrontato una squadra in salute,
abbiamo sofferto secondo me qualcosa il secondo tempo, però la terza partita in una settimana l'avevamo messa in preventivo che potevamo pagare qualcosa, anche se nel secondo tempo abbiamo avuto delle situazioni per chiudere la partita e magari rischiare meno alla fine. Però sono contento per lo spirito che hanno messo i ragazzi, perché volevano tornare alla vittoria e sono tornati alla vittoria. Vogliamo dedicare questa vittoria al direttore Daniele Paggiano, perché la sua presenza ieri, nonostante non sia al meglio, è stata importante. Gli auguriamo di tornare presto tra di noi, perché è una figura che è una persona che manca e ci serve che ci stia accanto. Per alzare Carpani vicino a Lunetta in modo da far stringere il quinto e liberare Lunetta al cross, ci siamo riusciti un paio di volte, Lunetta è andata al cross liberato dal movimento di Carpani e è quello che volevamo fare. Ripeto, negli ultimi 16 metri siamo arrivati al tiro diverse volte, siamo arrivati al cross diverse volte. Là dobbiamo essere un pochettino più, riempire più la porta, non l'aria, la porta. Il concetto è riempire la porta e non l'aria. Io mi fido di Toscano comunque, al di là della partita di ieri, per la conduzione di queste 7 partite, penso che abbiamo finalmente un allenatore credibile e che esprime sicurezza e si vede in campo come lo seguono i giocatori. Le lacrime di Vagliasini non sono di commozione, diciamolo chiaramente, cioè non si è commosso per niente. In realtà la prossima puntata, quando siamo qui, la facciamo con 2 cugini che sono sicuramente più seri di noi, più seri di me, di Alessandro e di Michele. Io non ce la faccio più. Sto ragionando sull'età di Anna, tutto qua. Esatto. Vi prego, tornerei i messaggi da casa, così magari spezziamo questo giro di tavolo pericoloso. Ci sono domande. Buonasera, sentiamo. ho 2 semplici domande da fare per lo studio. Credete alla Serie B? E poi, se si hanno notizie sulle condizioni di Stefano Sturario. Kevin dalla provincia di Messina, ma col cuore sempre rosso-azzurro. Chi vuole notizie rispondere? su Sturaro, Sì. Domani si saprà esattamente la diagnosi. L'entità del danno. Sulla Serie B, perché no? Ci crediamo. Vincerla per vincerla sicuro devi essere primo, con almeno 2 punti di distacco al momento sulla seconda. Ancora? Enzo da Catania. Buonasera allo staff di Telecolor. Arretrare troppo il baricentro si rischia alla fine di prendere gol. Forza! Ieri, se uno del Catania sfiorava un avversario, era fallo. Ce lo scrive Ricky. E poi, a cosa è dovuto l'arrivo di Pelligra a così poca distanza dall'ultima volta? Non credo ci sia un motivo in Non particolare. penso che ci sia No. una correlazione. Ricordiamoci che Pelligra abita non dietro l'angolo di Piazza Spedini, sta un po' più distante, e perciò il fatto che anzi riesca a fare conciliare situazioni di lavoro con situazioni di impresa, con la voglia di essere presente al Massimino, anzi dovrebbe essere una rappresentanza importante a livello societario, una rappresentazione del fatto che questa società ha in mente importanti progetti. Poi arrivano messaggi un po' strani, deliranti, però al momento questa è la condizione di una società. È da anni che arrivano messaggi un po' strani. Questo sì, vabbè. Questo messaggio è carino. Questa sera mia moglie è a cena fuori con amiche. Finalmente riesco a seguirvi in diretta senza mettere in pausa la TV. Per Patanè dovreste attrezzarvi con il taser. Questo abbiamo una un'idea. soluzione. Siete grandi, vi seguo sempre. Forza Catania, saluti da Lorenzo Fassari. Sicuramente sono 3 punti d'oro, ma obiettivamente, in caso di risultato diverso dalla vittoria, stasera staremo parlando diversamente. Troppi errori in appoggio e tanta pochezza negli ultimi 20 metri. Serve maggiore qualità in mediana. Andrea da San Giovanni. Anche se Punta. mio nonno avesse avuto 3 ruote sarebbe stato un triciclo. È chiaro. Ignazio 50. Buonasera a voi dello studio. Si è sofferto conquistare i 3 punti con l'assenza di elementi del centrocampo, è stato bellissimo. Vittoria importante, continuiamo così, forza Catania, ed un grande in bocca al lupo al nostro direttore Faggiano. Ti voglio presto a bordo campo, forza Catania, Giuseppe Curva Sud. Assolutamente d'accordo. Ce lo auguriamo anche noi. Sì, facciamo un grande in bocca al lupo e un abbraccio a Daniele Faggiano. Carlo, CT ci fa notare che manca la telecronaca diretta video di Patanè. Forza Catania, questa arriverà, possiamo dirlo, arriverà molto presto. Questa magari sì. Arriverà, arriva. Michele, arriverà. Michele, per 4 volte
No, 4. 4, forse anche 5. Forse anche 5. E chi lo sa, non mettiamo limiti alla provvidenza, partiremo davvero a raccontare le partite del Catania e lo faremo così come abbiamo fatto la scorsa stagione, con 3 ore di diretta, con i racconti sul campo, e racconteremo le trasferte. Io devo davvero ringraziare questa azienda che mi sopporta da 35 anni, a te ovviamente l'ha mollato, giustamente per raggiunti i limiti d'età, ma a me ancora continua a sopportarmi e ci permette di entrare a casa di tanti tifosi del Catania, che poi è davvero commovente, a parte gli scherzi, sapere che una ragazzina di 70 anni è cresciuta con le trasmissioni. Chi te l'ha detto che ha 70 anni? Potrebbe avere 40, potrebbe avere 50. Abbiamo indagato. Abbiamo indagato. Ci ha dato proprio l'età. Giulia, l'ultima perché devo fare pubblicità. Cortesemente, ci sono novità riguardo il centro sportivo oppure la società punterà su Torre del Grifo? Nessuna novità sul centro sportivo, Okay. Torre del Grifo resta sempre un'ipotesi aperta. Telespettatori. È un'ipotesi secondo me remota, perché posso dire, dopo chiudiamo, Torre del Grifo è una bellissima struttura che ha rappresentato per il Catania Calcio la casa degli allenamenti, ma rimettere in piedi una struttura così enorme, quasi pachidermica, in una situazione invece dinamica che il Catania vorrebbe nella nuova gestione, lì non ci sono da fare speculazioni edilizie, non c'è da raccontare nulla, lì è già tutto costruito e ci si troveremmo, chiunque acquisti, a dover comunque cambiare il progetto. No, perché non puoi fare. Però Angelo, dipende da quanto lo acquisti. Se lo acquisti. Ma devi valutare anche a 3 milioni di euro l'ipotesi di non poter fare soltanto un centro sportivo dedicato al Catania con tutti quegli alloggi, ma cambiare un po' la destinazione d'uso. Angelo, chissà, però voglio dire, ma succedere. ancora tutte le aste fino a questo punto sono andate deserte. Ma Vedremo. questa domanda è pertinente con una proiezione a 2 anni. Qui il centro sportivo o comunque un centro di allenamento importante serve adesso, non fra 2 anni. Facciamo la pubblicità che è meglio, ci fermiamo un attimo, ci tranquillizziamo un po'. La discussione è interessante, nel senso che io devi mandare la pubblicità. Ma noi interrompiamo volentieri. Però voglio dire, la discussione del centro sportivo è una discussione sicuramente importante, cioè nel senso che è importante che il Catania abbia i campi dove potersi allenare in maniera corretta. Forse non c'è bisogno di Torre del Grifo per potersi allenare in maniera corretta, c'è bisogno però di avere comunque delle strutture che siano adeguate, su questo non c'è dubbio, che non può essere il cibalino. Sicuramente. Se tu devi mandare in onda la pubblicità, devo mandare in onda la pubblicità. fai presto. Benissimo, pubblicità. No, perché altrimenti... Troppi messaggi. Noi abbiamo attestati di stima e secondo me qualche lettera di licenziamento. Dico pure che io non sono assunto, quindi come dissi una volta a un famoso direttore, quindi mi deve solo allontanare. Benissimo. Non mi deve... Ora ti devi silenziare un attimo se puoi. Vorrei andare adesso a vedere un paio di... Ma tu ci pensi qualche battaglia ho dovuto fare per difendere io Pataletto, tutti i vari direttori che sono passati? E difenderlo anche da te Non lo stesso voleva come direttore, nessuno, no? certo. Tu combattevi con te stesso per dire ma che devo fare? Però la più bella è stata questa, io non sono assunto, non mi Sì, deve questa me la ricordo. manco lì. Allora. Però vabbè, andata così. Scusate, un aggiornamento: Picerno-Messina 1-0. Sì. Al 76esimo ha segnato Cardoni. Benevento Juve 3-1. Sì. Là ormai Possiamo vedere adesso il calendario. Al momento due capoliste, Due capoliste. Benevento e Picerno a 15 punti. Ecco. Il Catania resta fermo A 12. 12. Non siamo così distanti, anzi. No. Allora, vediamo un po' Il calendario. il calendario del Catania. Il calendario del Catania, perché il Catania giocherà con la Casertana domenica 6 ottobre ore 15. Divieto di trasferta per i tifosi del Catania, ricordiamo. Ah, ok. Sabato 12 ottobre ore 17:30 Catania Team Altamura. Domenica 20 ottobre Foggia Catania ore 15. Domenica 27 ottobre ore 15 Catania Latina. Abbiamo Questo è visto il calendario. Che cosa ci dice questo calendario? Vorrei sentire Micale. Ci mancherebbe. Non ero attento. Oggi c'è, Non ero capisci? attento. Ma allora è una congiura. Scusa, contro di me. No, sto scherzando. stiamo Il facendo calendario, no, sto scherzando. No, il calendario diciamo che è fondamentale questa trasferta di Caserta. Normalmente da Caserta il Catania torna sempre con le pive nel sacco.
dovrà pur cambiare prima o poi questa situazione. Però ribadisco, l'anno scorso Casertana 0, Catania 4. E fu. È stato, diciamo, l'eccezione che confermava. È talmente un'eccezione che l'avevo completamente dimenticata. Chirico che segna a centrocampo. Effettivamente questo è vero. Questo per la legge dei grandi numeri non mi piace. Non mi piace questa cosa. Comunque, Angelo ricorda. Anche un buon pareggio non sarebbe niente male da Caserta. Però questa squadra deve dimostrare in tutti i campi e soprattutto nei campi che dico io, tipo Giuliano, il valore in un campionato come la Serie C si vede proprio dalle trasferte tipo Giuliano. Da Anche lì senza lampadine, si capisce, anche senza luci. No, anche senza luci. la luce è secondaria, non è un fatto In determinato. realtà, Angelo, dimentichi quella vittoria l'anno scorso perché noi di Casertana e Catania ne abbiamo raccontate troppe e ogni volta era una trasferta complicata, difficile, anche sotto un profilo ambientale e emotivo. Ovviamente è una città e una tifoseria che è rimasta ancorata a determinati criteri anche a livello societario, cioè, lì la tensione te la fanno sentire non appena entri allo stadio, vale per tutti quanti, vale per gli ospiti e vale per le squadre che sono in campo. Lo abbiamo avvertito tante volte e saremo lì a raccontarlo ancora una volta. E Quindi fra altre abbiamo cose, capito che non basta Carli, parti tu praticamente. Parto io. parte lui. Con sono le rotazioni. con l'elmetto. Con l'elmetto, benissimo. Anche perché lì è un campo dove ti vogliono bene. Sì, Molto, come no? Altro che. Si ricordano di Patanè. No, è vero, sì. Ci sono Sì, tifosi ho detto, si che ricorda. a distanza di decenni si ricordano del fatto che poi per rotazioni andavamo lì 3-4 volte e ovviamente ci sono quegli amici, ci sono quelli che non sono tanto fidelizzati col Catania. Noi faremo probabilmente una diretta di una trasferta dove ancora scavalcano la recinzione, scavalcano il muretto e ci sputano addosso. No, proprio per mirare nei confronti del Patanè che arriva dopo tanti anni. Ma può servire per gli ascolti, dai, può Assolutamente, servire. chiaro che sì. Ci siamo, adesso che cosa vediamo? Il prossimo avversario, Prossimo sì. avversario, dai. Da Caserta Ambiente a Caserta Squadra. Esatto, l'abbiamo anticipato poco fa. Proprio il prossimo avversario è la Casertana, con 7 partite giocate, 1 vittoria, 5 pareggi, 1 sconfitta, 7 gol fatti e 6 gol subiti. I marcatori sono Carretta con 2 gol, Asensio con 1 gol, Damian 1 gol, Paglino 1 gol, Gatti 1 gol, Galletta 1 gol. Galletta è infortunato un paio di settimane fa, ne avrà per diversi mesi. Non ci sarà neanche Contec, ex del Catania, che è stato espulso a Cerignola per doppia ammonizione. A differenza delle squadre che ci siamo confrontate, una nella prima in classifica, che noi abbiamo là, in quella classifica le abbiamo incontrate tutte quante, quelle che stanno sul tabellone in alto a sinistra. E una Ora questa e le prossime 4 riguardano Esatto. squadre della parte destra della parte destra. Sì. E qua ancora una volta mi affido alla saggezza di Michele, che ha detto una cosa verissima. Sono queste le partite che, non preparandosi da sole, perché a volte ci sono partite che si preparano da sole, queste magari non si preparano da sole, e queste che ti permettono di vincere il campionato o comunque di avere un'ambizione importante. Intanto Benevento Juventus Next Gen 4-1. Forse non tanto, questa con a Caserta, perché lì c'è una tensione emotiva che giocatori di campo e di struttura conoscono e riconoscono. Probabilmente le altre 3 che saranno a seguire saranno 3 partite che il Catania, 2 in casa e un'altra in trasferta, dovrà affrontare con la giusta concentrazione, proprio per evitare gli scivoloni da cali di tensione. In grandi condizioni è segnalato l'attaccante Bakayoko della Casertana, un francese di 26 anni che ha iniziato nelle giovanili dell'Inter. A Cerignola ha dato dimostrazione di un'ottima condizione di forma, non mancherà a te di capirne le qualità. Non è il primo anno che milita in campionati di Serie C, giocatore che abbiamo incontrato in altre circostanze, giocatore strutturato, con buona tecnica individuale, poi ci sono le annate di grazia, non è stato mai un fulmine di guerra, ma rimane comunque Io conoscevo il vino strutturato, però invece il giocatore strutturato nel senso che fisicamente è imponente. È strutturato, ma strutturato arriva proprio la struttura, e a proposito di vino, magari a fine puntata
qualche volta ci ritroviamo e Qualche volta. un calice ce lo Perfetto, ci possiamo manca condire. solo questo e siamo a Ce lo Colombo possiamo stasera. condire. Comunque dai numeri della Casertana abbiamo vinto, che è una squadra che gioca in condizioni di equilibrio, 5 pareggi su 7 gare, molti 0-0, quindi l'allenatore, che è Manuel Iori, ex giocatore centrocampista a lungo del Cittadella, sta cercando di intanto mettere le fondamenta su un organico che sicuramente è meno ricco di quello dell'anno scorso, dato via Curcio, Montalto, Anastasio. Hai detto poco. Insomma, tanti giocatori nominati prima della Casertana, è una squadra relativamente giovane, secondo me vulnerabile. Sei gol subiti, Catania raccontano. secondo me può andare a fare anche un risultato importante. Ci vuole concentrazione, perché Sì. questa è una partita che va preparata dal momento in cui la squadra scende in campo domani per riprendere gli allenamenti. Allora, abbiamo finito credo con le grafiche e allora possiamo fare un giro di messaggi, perché mi sembra giusto, oggi sono stati un po' trascurati. però sono andati tutti in onda, attenzione. A livello di risposte. In risposte, esattamente, sì. Questo messaggio lo voglio leggere, ce lo scrive Christian. Senza dubbio la trasmissione sportiva più bella della Sicilia, ma dura troppo poco e quindi costretta ad andare di fretta. Michele si mette la mano alla testa. Secchi. Ma no, mi metto la mano alla testa perché la gente giustamente da casa penserà che l'hai scritto tu questo messaggio, ovviamente. No, perché poi è anche troppo. In realtà io so che tu stai chattando al No. se avessimo una deroga, noi possiamo, per questa puntata la possiamo proseguire. Ha scambiato il numero con Anna. Esatto, Hanno iniziato. possiamo proseguirla se ci danno l'autorizzazione fino a mezzanotte. Non si Tanto può. mica- Non si può fare Galliano- perché dopo c'è la differita della partita di ieri tra il Catania e il No, la Monopoli. mandiamo alle 6 del mattino quando tu poi cominci Ah, a vero. ricominciare a 22 e lavorare. 13. Esatto. 22:13, manca un minuto e qualcosa, diciamo alla fine. Torniamo di nuovo ai Una messaggi. domanda per tutti. Sì. Pregi e difetti dei due portieri del Catania, che a mio avviso sono equiparabili. Chi preferite? Uno è giovane e deve crescere, sta crescendo bene, l'altro è un altro di quelli strutturati che è stato chiamato per essere il primo portiere titolare e sta dimostrando di poter meritare in questo momento la titolarità alla difesa della porta. Volevo Però sentire Allora, anche vedo, Vagliesini. sì, vedo Adamonis più pronto nelle uscite rispetto a Betters. Tra i pali, Tra i pali è più forte secondo me Betters. vede se tra i pali sembra. Un difettuccio. Anche se ieri su quella parata Adamonis ha mostrato che Sì, anche assolutamente tra i sì, pali va però bene. complessivamente Betters tra i Ok. pali mi sembra anche per l'età potenzialmente più forte. Un difettuccio che li accomuna è che in alcuni frangenti non sono pronti a rilanciare subito l'azione. Non so se A volte- indugiano quel secondo di troppo. che permette il pressing 40 degli secondi, un avversari. paio di messaggi ancora. Ok, allora volevo un'opinione dal dottor Micale sul ruolo di Quaini quando viene impiegato da centrocampista. A mio avviso inadatto. Grazie Filippo, Tribuna B. No, a me personalmente Quaini piace in difesa. Cioè, mi Però piace- nasce centrocampista. Nasce centrocampista. Nelle giovanili del Genoa, Sì, sì, no, però no, in un centrocampo io- a 3, non in un centrocampo Sì, a sì, 2. no, ma diciamo che lo preferisco, però Anche io ero mi nato piace DJ, molto no, però se è avevano messo tutti i nella capelli. posizione corretta. Anche Zambrotta prima era attaccante, Se poi è ha messo vinto i nella posizione mondiali del corretta, Sud. Quaini è una specie di calamita di testa sui cross, cioè uno che può fare veramente la differenza. Mi piace di più rispetto a quando gioca a centrocampo, così come preferisco Castellini come esterno che come non braccetto. piuttosto come difensore centrale. Allora, vorrei passare dai cugini solo per se hanno una curiosità, ma abbiamo 20 secondi. C'è questa curiosità oppure siete appagati da tutto quello che... No, a questo punto la curiosità è a centrocampo, quindi meglio Carpani, Luperini, Verna, Forti. Io punterei su Carmelo Forti. su Forti. Forti. Sì, sì. Forti E e quindi forte. siamo a posto. Che è forte. Ci dobbiamo fermare perché siamo che c'è un messaggio da No, dopo. volevo leggere questo, mi piaceva. Non vedo l'ora di vedervi tutti e quattro con in testa Michele a commentare il Catania in Serie A. Spero che ci sono anch'io, mi hai escluso. Magari. Basta, solo questo. Vabbè. Allora, ci siamo, Mettiamo l'appuntamento è un per... bel work in progress. Work in progress. Work Bene. in progress. Allora, stiamo ci dobbiamo lavorando. fermare. Grazie davvero per essere stati con noi. Ringraziamo Giulia. Grazie a voi per averci seguito, buonanotte. Grazie ai cugini. Grazie. Grazie. Saluto i miei Grazie anche a nipotini, Adriana la mia che ogni famiglia. tanto viene a farci visita. Grazie a voi. Grazie Angelo Micale. Buonasera a voi. Alessandro Vagnesindi. A voi.
Che bella storia Che bella incontrarci storia. tutti quanti. E ci incontriamo, ma noi ci incontriamo sempre. Vorrei ringraziare in regia chi ha lavorato duramente questa sera, Bravo, a partire Ottavio, da nel Gaetano montaggio. Marano. Il montaggio di Ottavio. Ottavio che all'audio, che ha fatto i montaggi, Fino alla Legge che ha provato a seguirmi con tutti i messaggi che sono arrivati, chiaramente Mauro Quattrocchi che ci ha dato, ci ha imbeccato, prima ho visto anche Francesco Gigante, insomma c'era una squadra davvero al completo stasera per Corner. Ci rivediamo lunedì prossimo, fra poco c'è la differita di Catania Monopoli e poi torniamo in settimana con preview venerdì con Marco Cali alle 14:30 e con diretta stadio alle 14:30. Però tu non ci crederai, se c'è qualche pazzo furioso dopo che finisce Catania Monopoli, riprende un'altra volta Corner. Confermo, Non si sa confermo, mai. lo vedono anche a quell'ora tarda della notte. Buonanotte, ci fermiamo qui, alla prossima settimana. Buonanotte.